E ora un video frutto di un laboratorio dello Stars che documenta il Gran Trofeo della ristorazione che si è svolto a Montichiari nelle settimane scorse. Siamo qui con Matteo Bertoli, uno dei ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione di un video per il laboratorio di riprese televisive di base. Allora Matteo, raccontaci com'è andata questa esperienza. È stata sicuramente un'esperienza utile e anche interessante appunto dal punto di vista pratico per quanto riguarda l'utilizzo della telecamera e delle varie tecniche per quanto riguarda appunto la messa a fuoco, comunque lo zoom. E ci ha guidato in questo ovviamente il professore Claudio Berti, che è un regista cinematografico, e ci ha spiegato appunto come riprendere, come agire sul campo. Qual era il tema del video che avete prodotto insieme? Il tema era il concorso che si chiama appunto il Gran Trofeo della Ristorazione Italiana, che si svolge a Montichiari al centro fiera. È appunto un concorso tra ragazzi di tutta Europa che si sfidano comunque con prodotti bresciani appunto in piatti speciali che vengono poi analizzati da una giuria di cuochi, tra cui Massari appunto, quindi a livello internazionale, e abbiamo dovuto girare appunto queste immagini sia per quanto riguarda i piatti che i movimenti dietro i fornelli dei vari ragazzi e anche le premiazioni finali con appunto l'assegno poi incassato da parte della squadra vincitrice. Tu e i tuoi compagni, Matteo, avete incontrato qualche difficoltà? Beh, sicuramente all'inizio abbiamo incontrato difficoltà per quanto riguarda l'uso della telecamera, i vari menu che sono presenti appunto all'interno della macchina, e soprattutto abbiamo trovato difficoltà per appunto la luce, in quanto è un elemento fondamentale nelle riprese televisive e cinematografiche. E abbiamo incontrato difficoltà anche dal punto di vista appunto del montaggio, in quanto abbiamo dovuto fare tutto in un giorno, in 8 ore circa, e comunque erano 4 ore di girato, quindi sicuramente il montaggio è una delle parti più complicate, che però gratifica le riprese che si sono fatte durante i giorni passati appunto a questo concorso. Da questa esperienza, Matteo, hai capito anche quali potrebbero essere le tue ambizioni future? Beh, sicuramente ho capito che comunque le mie ambizioni future saranno nel mondo della televisione o comunque del cinema, sia come magari regista che come direttore della fotografia o comunque altre cose di questo tipo, che sono comunque molto interessanti e per cui ci vuole un certo taglio anche a livello appunto di esperienze e di capacità pratiche. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre alle 20:30 su Teletutto. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e auguro a tutti voi e alle vostre famiglie buona Pasqua.